Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta da Mob Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, benvenuti, applausi. Allora, è troppi, no? Questi sono applausi reali. Allora, salutiamo tutti quelli che ci seguono settimanalmente live in diretta il giovedì sulle piattaforme di Io Compro Siciliano, dovunque. Saluto intanto chi sta lavorando dietro le quinte. Siamo all'interno del Mob a Palermo ormai da circa 2 mesi. Sentito il maestro, ma è già pronto il maestro biondo? Cioè, siamo perché andiamo veloci, capito? È già lì, aspetti. Volevo salutare le televisioni che poi ci mandano in onda durante la settimana. Stasera abbiamo i patron di Io Compro Siciliano che saranno sul palco e poi tanti ospiti. Io non voglio perdere tempo, l'ho visto il maestro Jingle, maestro biondo, la mia spalla sinistra, femore destro. Entri, Jingle, prego. Venga, senza perdere tempo, forza che abbiamo tanti ospiti. Vada, si accomodi, così proprio. Qua sono subito, rapido, sì. rapido. Lei vuole salutare qualcuno subito? Perché sì, la Sicilia intera. La Sicilia intera, vuole salutare i vicini di casa, condominio? I vicini della Sicilia, suo Calabria. figlio, La Calabria. Che è vicina della Sicilia. Si seguono perché c'è anche Teleionica che arriva, certo, arriva da quelle quella parti là. parte, sì. Saluto naturalmente anche Grasso Occhiali, il nostro partner, occhiali bellissimi, dei VIP, perché c'è l'occhiale di Jennifer Lopez, di Rihanna. Sono veramente molto belli, quindi grazie naturalmente anche a Ivan che salutiamo e tutti gli altri componenti. Allora siamo pronti per cominciare subito con il primo ospite che dovrebbe essere già dietro le quinte. No, non è lui, ma mi sembra che sia l'assessore regionale, sì, anche a me sembra alla cultura, Alberto Samora, è lui! Venga qui, e se ne va lei già. Io me ne vado. Lei se ne va, lei è l'assessore, sarà l'istituzione che con me stasera ha accettato l'invito. Non mi farei preoccupare. No, noi ci conosciamo anche prima che lei fosse assessore, è vero? Quando facevamo le mattinate, lei veniva a trovare, lei era... Sempre troppo presto. Troppo presto, è vero? Stasera E io dormivo e lui era sempre sveglio. È vero, lui, giornalista, tu ti svegliavi comunque piuttosto presto. Andavo a dormire piuttosto tardi. Adesso invece? Vado a dormire piuttosto tardi. Sempre. Allora, stasera parleremo di cultura, anche novità in ambito di assessorato regionale, i tuoi viaggi anche in ogni dove per cercare di portare avanti la cultura. Non ci siamo fermati. Mai. Stacchetto per assessore, quindi una cosa abbastanza... stacchetti dal vivo. Cosa assessoriale. Applausi. Si accomodi. Va bene così, che perché stacchetto ha fatto? Stacchetto di assessore non lo so. L'assessore doveva fare una cosa un po' più briosa. Non è un problema. Allora, invece siamo pronti per parlare di teatro, di romanzi e di tanta cultura. Arriva dall'altra parte della Sicilia e già dietro le quinte? È lei, incredibile. Poi c'è una casa meravigliosa, non posso svelare nulla. Costanza Di Quattro, Jingle, eccola qua. Ma buonasera. Mi siedo? No, di rosso. Lei è tutto in rosso. Stasera parleremo di teatro perché la Family, a teatro, il nuovo romanzo Donna Fugata. Romanzo, vedremo anche qualche clip. Qualcosa, sì. L'abbiamo mandata. E poi ho detto anche altro, ho detto bellissime location. Bellissima casa. Bellissima casa. Grazie. Mi posso permettere di dirlo? Nel cuore. Sì, credo che la conosca qualcuno? Quindi insomma penso che cinematografico possiamo... importante? Ne parliamo dopo? Parliamone dopo, ma... Aspetti, perché faccio una cosa Sì, una elegante. Costanza Di Quattro. Costanza Di Quattro, si accomodi. Grazie. È incredibile. Non me lo sarei mai immaginato, mai è capitato. È già dietro le quinte, ha vissuto il backstage come tutti gli ospiti, di presentare un collega veramente, ho veramente cominciato in parte anche con lui. Dietro le quinte c'è... La mascherina comunque si mette da un'altra parte, non sveglia, i soliti ignoti, è lui o non è lui? Massimo Minutella! Eccola.
Vincenzo. Signori, Eccolo, io buonasera a tutti. Non lo sapevate, ma da questo momento in poi io passo a te la parola. Ti ho invitato anche per dai, questo. che ti presento in Va realtà, bene? perché la cosa Presenta tu. bisogna dirla sta cosa, perché solitamente i presentatori fanno solo dei conduttori, ma nessuno presenta mai i presentatori. È vero. Signore e signori, è con enorme piacere che vi presento Vincenzo Canzone. Grazie, Allora, con Massimo, è la prima volta, bellissimo. first time. Non abbiamo provato nulla. Perché le gag ci vengono così. AQD. Reduce da un'altra puntata di Casa Minutella oggi che va in onda su Videoregione, Blog Sicilia e in radio su Radio Fantastica. Ma scherzi, io ti seguo. Quindi finalmente insieme possiamo svelarvi che ci sarà una trasmissione televisiva. No, sto scherzando, no. Costa troppo, se no. Volevo salutare il dottore che ci ha fatto i tamponi, come si chiama? Marcello, grazie, perché lui che mi hai sfondato il bulbo oculare, cioè mi arrivò tampone e camera, diventa un mavirucchio. Comunque lo sapevo, grazie Marcello. È così, che fai per me? Mi posso sedere? Vedrai. C'è una canzone. Massimo Minutella, applauso! Devi sapere perché ha fatto questa canzone. Ma scusa, guarda che c'è dietro di te, le uomini in red. Ha fatto un'associazione di idee. Hai un fatto po'. un'associazione? C'è tutto un pregresso. 10 secondi, te lo spiego. No, te lo spiego. No, fate. Oggi è il compleanno di Stevie Wonder. Hai fatto Per cui ho visto lei vestita di rosso e mi è venuta Jazz Call. Vabbè, mi va siete. Vai. Ma tu queste cose quando le prepari? Le capto, Allora, abbiamo altre cose, insomma, è conduttrice televisiva, giornalista, attualmente conduce un format molto dolce, è dietro le quinte già, è buona nel senso di carattere. Alessandra Costanza, jingle! Bella, non vada, si fermi. Che meraviglia! La trasmissione in questo momento è la quarta puntata che va in onda in contemporanea. Stasera c'è una cosa bellissima. Assetta? No, la replica della terza puntata. Sì. La quarta sarà sabato. Siccome c'è il nostro sponsor che sarà felice perché Minutella ha già preso gli occhiali di Grasso Occhiali, capisci? Sì, lo inquadrate, grazie. Potete switchare? Chi c'è? Eccolo là. Bellissimo. Signore e signori, puoi fare Stevie Wonder? Ragazzi. I love you. Benissimo, assessore se n'è pentito? Assolutamente sì. Benissimo, allora avete capito, lei ha fatto tanta strada per arrivare qua. No, però non me ne sono pentita. Ancora no, perché è lunga la serata. Allora, Alessandra Costanza, in contemporanea c'è questa nuova produzione diciamo di chi? Tele One, gruppo Media One, si chiama Sweet King. Salutiamo l'editore Giuseppe Speciale e il direttore di produzione Roberto Marcoddo. Il mio amore, tutti i giorni condivido con lui l'ufficio, direttore. Quanti ne visti e quanti ne abbiamo visti insieme nel nostro mondo televisivo, siamo tutti là, siamo tutti una cosa. È una persona molto seria. Tu hai fatto anche un programma musicale, se non sbaglio. Mirror One, sì. Hai intervistato Mario Biondi, Facchinetti, Silvia Mezzanotte, Davide Shorty, Benissimo. Dinastia, insomma abbiamo avuto un po' di tutto. Stasera abbiamo una clip anche questi pasticceri. Va bene? Amanti della pasticceria, giudicati da grandi pastry chef. Bene, c'è la jingle. Una cosa allegra. Prego, siete benvenuta, vada. Ritorna sul palco un grande artista siciliano, un grande chitarrista, scrive pezzi, e poi la storia, un cantastorie. Minutella, come potremmo presentare? Stasera tu lo sai che ti chiamerò sempre. Come lo presenteresti? Sua Maestà. Sua Maestà è tua, è un copyright molto minutelliano. Sì, ma Sua Maestà perché è la storia. È vero. Sua Maestà è dietro le quinte, già, mi fate vedere la camera? Deficiente. Jingle. Vai, entra, puoi entrare. Jingle. Regia, che facciamo? Grazie, se posso. Venga qua. Stavo
Stavo facendo un po' di training autogeno. Lei da tanto tempo che manca dal palcoscenico, lei manca da molto tempo come molti artisti dal palcoscenico, come tutti. No? C'è un po' di ansia da prestazione. C'è un po' di ansia nonostante da l'età. D'altronde il grande Edoardo che diceva che gli esami non finiscono mai. Allora io le devo dire, che intanto sono contento di essere in presenza. Sicily On Air, Io Compro Siciliano, è un brand. Allora io le dirò di più, non solo io compro siciliano, bravo, ma in questa stagione della vita io canto siciliano e qualche volta declamo in siciliano. Ora, se lei... Stacchetto, musica. Questo è Sua Maestà Marcello Mandreucci. No, se lei me la fa contare, io e poi la lascio. Sì, se vuole può no. Vada. Allora, se lei me ne dà fuori, io declamo un piccolo incipit. Sì, lo dica. Pensa quanto voto è guarito a musica, ne momente respirate compagna unica. E sta cosa, bene o male, ne fa sentire speciale. Un è un vanto, e comunque tu conto, picchisto mi metto a cantare. Viva la musica! Sua Maestà Marcello Mandreucci, bravo, si accomodi. Grazie. Allora... Devo fare? No, niente, tu stai là perché mi devi aiutare tutta la puntata. Okay, va bene. Una volta che sei qua ti sfrutto, costo zero perché ovviamente i nostri ospiti non percepiscono cachet. Aspetta, no, ma che vuoi dire? Ma mi insegni com'è? In Nutella. Ah, vabbè, se no poi... No, giusto, va bene. Stasera tutti a gratis. Allora, invece loro sono quelli che pagano, perché se no... sono gli ideatori, quelli che hanno inventato la start-up Io Compro Siciliano, quelli che hanno creduto in questo progetto che è nato più di un anno fa, abbiamo festeggiato il compleanno il 7 di aprile, produttori di Sicily On Air, e stasera sono tutte e due qua, insomma abbiamo la possibilità di vederli, sono tutte qua, non ci sono più, ma che sono? Siete carini, sembrate i gemelli diversi. Allora, Giorgianni e naturalmente qui insieme a Davide Morici, Stacchetto, vai, facciamo entrare. Buonasera, accomodatevi perché il microfono è là, quindi potete accomodarvi quelli insomma che a fine mese intanto benvenuti, grazie, ciao Vincenzo. Che emozione. Giorgianni, lei non c'è mai sempre da altre parti, stasera è qua perché oggi c'è stato un importante evento, è vero? Sì, assolutamente sì, abbiamo fatto un congresso sui fabbisogni delle aziende che possono avere nel post-Covid, ha avuto grande successo, abbiamo avuto l'onorevole Armao, il vicepresidente della regione siciliana, abbiamo avuto l'onorevole Lagalla, anche ospiti, e abbiamo avuto tanti esperti del settore, tipo Daniele Viganò, che è uno dei guru delle start-up in Italia. Senti Davide Morici, intanto grazie per aver creduto a Sicily On Air, perché insieme a te siamo gli autori di questa trasmissione. Grazie, complimenti Vincenzo, complimenti perché sei one man show sempre, sei una conferma dall'inizio. Guardi che accanto c'è un mio competitor. Ma noi dobbiamo fare sempre squadre in generale, non dobbiamo privarci di dire. Questi one man show è una cosa importante. Allora, e soprattutto dobbiamo aprire showroom. Non posso dirlo? No. Ok, mi censuri così in diretta. Ancora top secret, mi dispiace, ma però insomma c'è l'obiettivo ce l'abbiamo, lo possiamo dire. Entro fine anno apriremo in Cina, nella città di Guangzhou. È buonissimo. Però teniamolo segreto. Ma perché noi apriremo. Teniamolo segreto anche perché, ma scusa, anche perché la città di Guangzhou conta solo 40 milioni di abitanti. Diciamo. Il problema è che tu devi riuscire a presentare in cinese. Non lo voglio dire per questo. Sto preparando per andare anche a New York, lo sai. Però lei se interrompe, capito, io non vado avanti. Allora, voglio subito dire ad Alberto Sammonà cosa si sta muovendo per la cultura in Sicilia, perché siamo tutti in attesa di ripartenza, aperture dei teatri, si aspetta a Zona Gialla e a Capienza. Il tuo punto di vista è importante stasera. Prenditi le responsabilità. Dobbiamo riaprire tutto quello che possiamo riaprire. Basta con la zona arancione, posso dire anche basta col coprifuoco. Oh, ci siamo rotti le scatole. Jingle, lei stessi. Perché lungimiranza vorrebbe che se non vuoi gli assembramenti, dici che è vietato stare davanti ai locali. Ma la gente, se deve andare a cenare, può tornare a casa dopo cena e farsi la passeggiatina. Voglio dire, siamo esseri umani. Ma al di là di questo, restiamo sulla cultura.
i nostri musei, i nostri parchi archeologici, i nostri teatri sono pronti a ripartire, sono pronti a riaprire. Abbiamo veramente, e qua qualcuno di voi lo sa, vero Massimo, una marea di iniziative pronte ai nastri di partenza, una marea di iniziative di ogni tipo, dalle mostre al teatro, ai concerti, presentazioni di libri, rassegne, festival. Aspettiamo, come dire, la bandierina a scacchi che ci dà il via, ma per il resto non ci siamo fermati, lo ricordava prima anche lei. Abbiamo lavorato in tutto questo periodo per migliorare l'offerta e la fruizione, ad esempio in molti luoghi abbattendo le barriere architettoniche, che erano il mio vecchio pallino di quando mi sono insediato come assessore l'anno scorso. Il 17 maggio facciamo un anno di assessorato. Ecco, siamo pronti, cerchiamo di migliorare l'offerta, stiamo facendo un sacco di lavori di restauro e di recupero di beni culturali che io sono diventato molto diplomatico quest'anno. Erano stati un po' trascurati nei decenni passati, ecco, lo lasciamo così. Perché se no, se dovessi dirlo come direi... Domani c'è audizione in commissione. Ecco, e cantiamo. Siamo là, che ha detto la canzone, che ha detto? Insomma, comunque, se vuole dirci qualcosa in anteprima lo può dire. Assolutamente. Va bene? Assolutamente. Libera, una mostra con 28 artisti di tutto il mondo che inauguriamo... Dove? A Palazzo Riso, a Palermo, si chiama Blocks. Blocks vuol dire limiti, blocchi, legami, confini, chiusure. Ecco, riapriamoci, ritorniamo esseri umani. Parleremo, questi artisti racconteranno questi blocchi a partire dai muri storici, il muro di Berlino, conflitto israelo-palestinese che è molto attuale, insomma, purtroppo, però arrivando alle nostre privazioni, ai nostri lockdown, alle nostre chiusure, alle mascherine, ad avere surrogato il nostro essere umano davanti a un PC o davanti Alberto, a un telefono. Noi stiamo provando Liberiamoci da questi blocchi. Assolutamente. Questo è il senso che l'arte può dare. Voglio collegarmi subito con invece Marsala, da Marsala, per darci un po' il buon umore. Alessandro Gandolfo, buonasera. Ciao Alessandro. Buonasera. Buonasera, come stai? Scusa il ritardo. Scusi, ti sentiamo. Scusa il ritardo, dico. Ma che è successo? È successo quello che può venire in diretta, insomma, però abbiamo ricominciato. Sono contento di averti in diretta questa sera perché, insomma, i tuoi personaggi, anche in quest'anno di pandemia, Alessandro, soprattutto un personaggio è andato molto bene. Tanti personaggi, non solo uno, però. Quali? Cosa ti è piaciuto? No, c'è un personaggio amato, amatissimo, siciliano, che parla con... Gangitano, ma Gangitano è un personaggio da vedere. Io sento un ritorno bruttissimo, Vincenzo. Adesso dalla regia vediamo se possiamo risolvere questo ritorno che... Speriamo... Ritornerà. È bravissimo. No, vabbè, il personaggio Gangitano è un personaggio che va seguito, così non è che devo fare. Senti, no, ma non ti voglio costringere a farlo, perché so che magari, però, se vuoi fare un pezzettino, proprio un saluto... No, è un mazzarese che ha avuto tanto successo con delle telefonate ai vari presidenti, a Conte, a Draghi. Neanche io me l'aspettavo tutto questo successo, dico la verità, dei video che sono diventati virali. Lo mazzarese, Gangitano, de Mazzara, a Camore non me la sento rifarlo, c'è lo fermo biologico. Senti, vuoi dire qualcosa a Minutella? Che ho visto che qualche mese fa sei stato anche ospite a casa Minutella, eccolo qua stasera, vuoi salutarlo? Un bacio grosso, Massimo, che ti devo dire? Fino all'altro giorno parlavamo male di canzone, ora siamo qui tutti e due con canzone, quindi siamo grandiosi. Vince, però questo bacio deve essere nel pieno... Aspetta che ti faccio un po' Conte, va, visto che ci sono personaggi importanti. Qui c'è uguale, è ugualissimo. Cerchiamo di sdrammatizzare. Gandolfo con la mascherina senza da Conte, con la mascherina rispetto. Presidente, ci sente? Sì, ci dovrebbe sentire. Che giustamente se non sente la mascherina. Ecco. Presidente, come me lo manda il bacio? Aspetta. Oh. Presidente, il bacio, dico, come lo manda? Buonasera da Giuseppe Conte. Nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale, esatto, voglio fare un saluto a tutti i siciliani. Grazie per questo applauso. Voglio salutare Minutella, tutti gli ospiti studio, sì, ma in esatto, particolare Francesco, sì. ho parlato con il comitato tecnico scientifico
ho l'autorizzazione a salutare le due belle ragazze che sono lì. Ecco. Però voi non, Vincenzo, se mi permetti, Presidente, mi scusi se la interrompo, so che non è carino, lei peraltro non è neanche più il Presidente, però so che adesso, siccome insomma è un po' in difficoltà economiche, so che per arrotondare si è messo a fare l'imitatore, è vero? Sì, questo sì, però volevo concludere un discorso di queste ragazze che, visto che sono belle e buone, in questo caso me ne fotto del distanziamento sociale e le do tanti baci e tanti abbracci. Eccolo qua, Presidente Conte. Le bimbe. Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare con Alessandro Gandolfo in un tour che abbiamo fatto qualche anno fa, insomma, e poi insomma il cult Alessandro tuo è sicuramente l'ex presidente della regione Sicilia, Salvatore Cuffaro. Aspetta, che dovrei avere pure... Vuole salutare Cuffaro? Guardi, lei può in questo momento parlare, adesso si sta cuffarizzando, però se lei vuole fare una domanda è uno scoop. Samonà, lei della Lega... Presidente Cuffaro, allora ci parli del suo ritorno in politica. Ah, perché lei già... questa nuova democrazia cristiana, Presidente, insomma, aspettiamo tutti trepidanti. Innanzitutto sono contento di essere collegato con voi, con Vincenzo Canzone, Io Compro Siciliano, l'Alberto Salmonella, Salmonella, come si chiama? Alberto Samonà, Presidente. Ecco, sono contento. A quale partito appartiene questo assessore? Alla Lega? Della Lega. Alla Lega, Presidente. Io sapevo che la Superlega era stata abolita dalla UEFA. Quella è una cosa del calcio, Presidente Cuffaro. No, la Lega c'è un partito importante. Signor Cantone, il calcio a lei glielo darei nelle gengive, che invitami Nutella lì. Ecco. Io sapevo che c'era Nutella non venivo. Ecco, no, Presidente, intanto ciao Totò, ci diamo del tu come facciamo sempre. No, approfitto per dirti che c'è qui appunto Samonà, che è l'assessore regionale ai beni culturali. Tu hai un'idea fortissima per un bene culturale che è la Valle dei Templi. Esatto, lei anche se è comunista, anzi ti do del tu, anche se tu sei comunista, sei molto attento e preparato. Sì. E io sono molto impregnato nell'Agrigentino. E pensando appunto alla cultura, al turismo, ho pensato sempre di allungare l'orario di chiusura di mezz'ora della Valle dei Templi, così avremo i templi supplementari. Esatto. E se c'è bisogno anche Grazie a Totò Cuffaro, grazie. Ecco, togli tutto Alessandro. Allora, noi ti facciamo dalla Mob di Palermo un grande in bocca al lupo, perché sei sempre un grande performance, insomma sei uno performer che ti auguro di tornare sui palchi perché te lo meriti. Speriamo presto, anche perché abbiamo tanti progetti, abbiamo il tributo a Celentano, Alessandro Gandolfo Show, abbiamo tante cose sospese da circa un anno e mezzo, però che ti devo dire? Arriverà il bonus vasellina per gli artisti. Allora Alessandro, ti faccio l'ultimo saluto. L'ultimo saluto per gli amici Io Compro Siciliano da un grande personaggio come Adriano Celentano. Ecco, da Gangitano a Celentano, a Camorra a presentare a Celentano. Signore e signori, facciamo Adriano la trasformazione. Celentano. Si fa un saluto ecco, è preciso, è identico. Adriano, mi fai un saluto? È bravo, è forte questo pianista, mi piace quando suona. Adriano, dobbiamo andare avanti. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia. Bravo, è molto bravo. Adriano, grazie per essere stato con noi. Viva Io Compro Siciliano, lo puoi dire? Perché sai, detto da te, Adriano Celentano, insomma è una cosa bella. Lo dici? Certo, quanto mi paghi per questo? Perché... Dai, un regalino, ti prego. So che ci sono quelli importanti lì da te stasera, no? Sono loro, sì. Dai. Allora io dico... Io compro siciliano, mi consenta, scusate la voce è uscita così. Alessandro Gandolfo, grazie Ale! Ciao! Ti vogliamo bene, grazie! Facebook per seguire Gangitano e
vari personaggi, però Gangitano va seguito sulla pagina Facebook. Va bene, grazie. Alessandro Gandolfo, non so come funziona, c'è Sonia lì che è esperta di Facebook. Sì. Ciao. Ciao. Allora, Mandreucci si prepara, recuperiamo piccolo spot di Io Compro Siciliano e poi sentiamo la musica. Mi fai suonare? Certo. Stupendo. Dopo lo spot, prego regia. Mi pare infinita, virilla tutta, una basta una vita, d'American fino a Cina, eppure un viaggio fino a cartolina, sta palla che gira non si stanca mai, chi gli stanchi sembra un auto, eppure chi ne riguai a storia a sto tempo non scrisse, che siamo tutti parenti rulisi. E se tu rinascissi, girasse tutto il mondo, a secontare su sole, tutto l'anno, e a diventare onnivoro, mi confondisse all'Africa. Rincia una valigia poi, a ricogliere su pure tutti i colori, gli giornate onnivore, e pistocchi grandi, occhi che parlano solo, occhi mescati di rabbia e d'amore. Cape mia su musica. E chisto che dona sapore alla vita, viaggiare è come aggiungere sale. Capire che pensa un cristiano a Tahiti o che fanno nell'Africa usciare. Perché a vita capiamo che siamo già grandi e manco tutti ci sappiamo arrivare. Con nene importante campare 100 anni, ma è bello saperla allargare. E se tu rinascissi io, girassi tutto il mondo, a secontare su sole, tutto l'anno e a diventare onnivoro, mi confondisse all'Africa. Rincia, una valigia poi, a ricogliere su pure tutti i colori, i giornate onnivori e pistocchi grandi, occhi che parlano solo, occhi mescati di rabbia e d'amore. Cape mia su musica. La terra mi pare infinita,
Villila tutta, una basta una vita, d'American fino a Sina, eppure un viaggio in una cartolina. Grazie Marcello, grazie per questo momento molto grazie a te intenso, per avermi dato anche questa bellissima illusione di una platea gremita. Sì, gli applausi c'erano. Gli applausi c'erano, sì, Maestà Mandreucci. Io ho sentito, sono arrivato. Grazie. Puoi accomodare. Posso tornare a posto? Sì, puoi tornare a posto. Allora, intanto vi voglio grazie ragazzi, fatti vedere. Quelli che vedete sono i ragazzi che lavorano dietro le quinte, quelli che sono a casa, molti sono a casa ormai da 1 anno e mezzo. E quindi quando ci sono i cambi palchi è bello far vedere chi lavora e chi deve ritornare a lavorare. Oggi c'è stato un importante convegno, Davide. Sì, un convegno per consigli, esigenze, discussioni proprio sulla ripresa post-Covid con relatori internazionali. È andato benissimo, abbiamo avuto Daniele Viganò, che è una figura, un guru, diciamo, della comunicazione, della motivazione, poi abbiamo avuto i nostri assessori, il vicepresidente della regione siciliana. Quali sono i progetti futuri di Io Compro Siciliano? Posso chiederti? Quali sono? I progetti futuri di Io Compro Siciliano. Ma Io Compro Siciliano, come diciamo sempre sin dall'inizio, vuole portare la Sicilia nel mondo come prodotto, e quando diciamo prodotto è l'identità nostra, quindi può essere il prodotto artistico come il prodotto anche enogastronomico, agroalimentare, e poi il mondo in Sicilia come turismo. Bene, se qualcuno arriva in Sicilia c'è Costanza Di Quattro, che tra l'altro in questo momento è in promozione anche con un romanzo. Abbiamo una clip dedicata a Costanza Di Quattro perché c'è un romanzo che si chiama Donna Fugata. Esatto. Lo consigliamo ai siciliani, ma a tutti quanti. Beh sì, la cosa che mi rende più felice dei commenti che mi arrivano da parte dei miei lettori è scontato naturalmente per tutti quelli che appartengono alla Sicilia. Mi fa piacere che intravedano e leggano tra le righe quanto io amo questa terra. Però mi fa molto piacere leggere di commenti di altri che provengono da tutte le altre straordinarie, fra l'altro, regioni d'Italia, perché l'Italia è un paese magnifico, che attraverso la descrizione che io faccio dei luoghi, in particolare della mia provincia, quindi la provincia di Ragusa, si innamorano di questa terra. Quindi diventare, insieme a tanti, insomma, in questo momento voi siete i testimoni di questo, un veicolo della cultura siciliana, quantomeno in Italia, è una grande soddisfazione. Quindi lo troviamo in libreria o lo troviamo in libreria? Lo troviamo in libreria, proprio fisico. Libreria fisica, il romanzo... perché viva Dio, portiamo avanti le librerie hanno sofferto dice sì, tanto quanto... Io dico sì perché da assessore dei beni culturali la lettura è un bene immateriale che ci appartiene veramente nel DNA. E se ci tolgono pure quello, ci hanno tolto uno spazio di libertà, quindi viva Donna Fugata. Viva Donna Fugata, viva Donna Fugata. Grazie, grazie di essere qua. Allora, durante l'estate, vado verso c'è regia, perdonatemi, ma quello che vedete è un po', Minutella, come possiamo dirlo, un work in progress nuovo. Figlio di quello che è successo. Figlio di quello che è successo, quindi perdonateci se insomma c'è qualche imprecisione, ma stanno facendo i salti mortali, lo vedo, saluto veramente... Quei due monumenti che sono dietro la regia. In estate c'è un appuntamento Massimo che organizza ormai da tanti anni, si chiama Scruscio. Abbiamo questa clip anche con l'audio perché voglio girare la Sicilia, in questo caso vado in quella meravigliosa cittadina, Massimo, Terrasini, che poi è la tua. Io sono abusivo. Lui è borderline. Sì. Ecco, possiamo vederla, prego regia. Prego, sentiamo l'audio, si può? Aumentiamo l'audio, grazie. Grazie. Non sento l'audio? Ah, Palazzo di Mare. Sì. Io lo sento molto basso. Ma spero intanto che... sì, tre telecamere per chi sono? Le 3 telecamere perché siamo in diretta Facebook. Minchia, 3 telecamere! Vabbè, qua non badiamo a spese, ce n'è una anche là dietro di noi che ci ripiglia, capito? Va bene, ma più che altro per riprendere la bellezza di Annandrea Vitrano, piccola, che è sempre bella. Grazie. Però così mi imbarazzo, Sudo, comincio a sudare. Di prima acchito, la prima domanda mi viene diretta, come può una donna così bella essersi innamorata di uno come Massimo, Casisa? ma soprattutto perché quei momenti a Scruscio di grande spettacolo in questi anni non sono mai mancati. Tornerà a Scruscio?
Guarda, torna Scruscio. Cioè, posso dirla una cosa poco carina di dire, ma che botta di culo che ho avuto stasera, perché praticamente se c'è uno che può rispondere a questa domanda è seduto lì, hai capito? Cioè, quindi la domanda che la devi fare a lui, non la devi fare a me. Se fosse per me, ditemi dove devo. Io devo dire una cosa, grazie a Massimo. Cioè, io manco lo sapevo. Non lo sapeva, ma noi questa sera qua possiamo spoilerare cose importanti. Allora, intanto devo dire una cosa, Scruscio si svolge a Palazzo Domal, che è il nostro museo di terrasini che gestiamo anche insieme al comune, una cosa, un posto meraviglioso dove c'è una collezione di carretti siciliani unica, veramente unica, e una collezione di insetti altrettanto unica. Là c'è la collezione del principe Raniero Alliata di Pietra Tagliata, il principe mago. È uscito un libro qualche mese fa a cura della regione, ma dicevo, Scruscio è veramente un dono, ma anche per me, perché grazie a Scruscio io ho acquisito un amico che è Red Ronnie. Veramente l'ho conosciuto in un'edizione di Scruscio, siamo diventati amici, ci siamo sentiti fino a stasera nel dietro le quinte prima della trasmissione e veramente non eravamo messi d'accordo. 3 giorni fa ci siamo visti con Massimo in assessorato per pensare Scruscio 2021 quest'estate a Terrasini. Bene, quindi è in anticipazione, me la sta dando a me in anteprima, penso un po' qua a casa nostra di Sicily On Air, io compro siciliano, possiamo dire che Scruscio torna. Naturalmente stiamo lavorando, lo dico ai nostri patron, anche a proposito di tour, appuntamenti estivi, anche Sicily On Air che dovrebbe comunque andare un po', me lo dovete dire voi, non so se dovete parlare pure con Samonà pure voi, però... Samonà, no, sicuramente, però Samonà è l'assessore alla cultura in generale, è un riferimento per tutti. Beni culturali e identità siciliana, non dimentichiamo. E quindi di identità... Non caricate troppo, non caricate, vi ha dato tutto già Scruscio, quindi insomma... Identità siciliana, io compro siciliano. Faremo un'incursione a Scruscio al Palazzo Domal. Sto scherzando. No, però cioè, ogni tanto, sai, mi conosci da qualche anno, io sempre testa bassa e capo cosparso di cenere, però gongolo quando vedo quello che abbiamo fatto con Scruscio, perché siamo arrivati a 14 edizioni. È un festival low cost, l'assessore sa bene quanto sacrificio facciamo e siamo felici di farlo, perché poi sono tutte maestranze siciliane, Alberto te lo può confermare, e gli artisti che non sono siciliani che vengono ospiti li costringo li costringo a cantare in siciliano, per cui ho visto negli anni cantare in siciliano da Luca Barbarossa a Fabio Concato, a Niccolò Fabi e tanti altri che hanno faticato un po', però hanno cantato in siciliano. E insomma, parola di Massimo Minutella. Bravo Vincenzo. Non ti sei mai iscritto all'università? Hai interrotto gli studi universitari? Vuoi risparmiare tempo e denaro? Allora non esitare, il Consorzio Universitario Unicurs e l'Università e Campus sono la soluzione che fanno per te. Richiedi il tuo orientamento universitario in videoconferenza e comodamente da casa tua. Io resto a casa e ho tutto online. Piano personalizzato di studi e iscrizione online. Lezioni da casa in modalità e-learning con computer, tablet o smartphone. Un tutor personale sempre con me in tutte le fasi di studio. Ed esami online comodamente da casa. Un team di esperti in videoconferenza è pronto a guidarti sul tuo orientamento universitario, offrendoti la migliore soluzione. Ci trovi a Palermo, in via Altofonte 77. Contattaci al 338 84 14 588 o inviaci un'email a rmscuolacampus@libero.it. Ancora bentornati Sicily On Air nel nostro salotto club, molto americano devo dire anche questo format un po' che abbiamo voluto fare dal locale, e ringrazio la Gianfabri Production perché mi ha dato la possibilità, quindi Mario Fundarotto, di collegarmi con Los Angeles. Lo facciamo dopo? Certo che lo facciamo dopo, è normale che lo facciamo dopo. Stasera ditemi che arriverò alla fine, io poi sto slittando tipo Marzullo e arrivo poi... Ah, perfetto. Sono contento, intanto ringrazio anche Grassocchiali e allora grande onore da parte nostra essere rappresentati, è la prima volta in assoluto che un attore siciliano partecipi a una serie Netflix, quindi una serie hollywoodiana, perché poi c'è un parterre di attori, io ho letto i nomi che ha fatto Avatar e c'è il nostro Paride Benassai collegato da Los Angeles. Eccolo qua! E allora Paride,
Siamo collegati con Los Angeles? Sì, sono dentro il mio appartamento a Los Angeles. Sono a tutti gli ospiti in studio. Se tuo fratello Marcello Mandreucci, so che è molto caro. So che vi volete molto bene con Marcello. Ciao Paride! Ciao a tutti, veramente. Noi ci videochiamiamo un paio di volte a settimana. In Sicilia ci sono degli artisti straordinari, ho visto prima Gandolfo, tutte le iniziative si fanno la nostra è una terra ricchissima di talenti e di energie. Come sapete, questa serie Netflix, che è molto attesa in America, la protagonista è Joyce Santana, come hai detto tu, con la quale sino a ieri abbiamo girato insieme, che in questo momento è la più apprezzata, è veramente una star. Paride, sei con le cuffiette, scusa se ti disturbo, sei con le cuffiette perché no, è così là, ok, quindi è proprio il collegamento, perché ci sono dei tratti in cui sai, sembra quasi un gioco e l'attrice di... Vai, viene l'audio. Quindi c'è questo piccolo, però riusciamo comunque a comprendere. Siete in lavorazione, quindi la serie Netflix è in lavorazione, andrà in onda quando la manderanno? Quando il pubblico mondiale... Guarda, sino al 25 giugno saremo qui a girare negli studi di Hollywood. Ho una gioia grande perché recito in Sicilia, sarò io e Lucia Sardo, saremo forse gli unici attori che non sono doppiati, la nostra lingua siciliana nel mondo sarà sottotitolata in lingue dove sarà trasmesso questa serie, ripeto che il cui titolo è, io sono ignorante in inglese, ma è From Scratch. From scratch. Da zero, giusto? Da zero, esatto. Grande motivo d'orgoglio, Paride. Negli studios di Hollywood, diciamo, già per gli attori. In passato, altri attori italiani, autorevolissimi, da Mastroianni, Giannini, Gasman, più recentemente Favino, Lagolino. Adesso credo dalle nostre ricerche che io e Roberto Enrico siamo i primi siciliani che hanno avuto questa del destino, probabilmente anche diciamo per noi che sono un attore, diciamo, ormai abbastanza la prendo e la leggo, un premio alla carriera. Una carriera, sì, perché te lo meriti, perché Paride è sempre stato un grande protagonista del teatro siciliano, ha fatto tante cose nel cinema, e l'occasione che la regione Sicilia, in questo non so se avete avuto modo, però la regione io Sicilia... conosco Paride artisticamente. Sì, però devo dire che adesso mi sta facendo una cosa... ma poi devo dire che quello che ho sentito adesso, che con Netflix c'è la possibilità in questa serie dagli studios di recitare in siciliano e che c'è la traduzione nelle altre lingue, questa è veramente la vittoria di tutti noi, della nostra cultura. Poi sentivo che c'era anche Lucia Sardo, che è una carissima amica, Lucia. Lucia è una grandissima attrice, anche lei è la attrice siciliana a recitare, diciamo, negli studi. Poi, io Paride ho avuto la fortuna di assistere a degli spettacoli a Catania a casa di Lucia, perché Lucia ha organizzato tantissime iniziative a casa sua che si trasforma magicamente in una quinta teatrale con il pubblico seduto sui cuscini per terra e che veramente pendiamo dalle labbra di Lucia e dei compagni di viaggio di queste sue escursioni narrative, artistiche. Io devo dire sono innamorato di Lucia. E sapere che c'è questa serie a Hollywood con Paride, signori, è il nostro orgoglio siciliano. Fantastico. Guarda, io sono anche di Eugenio Mastrandre, che è un attore romano. Siccome la storia
insomma, che parte dalla Sicilia, arriva proprio a Los Angeles. Verremo anche il mese di fine luglio, i primi di agosto, si gireranno circa un mese anche in Sicilia. Quindi ci sarà un mese di riprese in Sicilia per quanto riguarda questa serie Netflix. No, ci saranno 2 mesi di riprese in Italia, 2 mesi... una prima parte in Toscana e una seconda parte. Notizia. Questa è una bella notizia. Io compro Morisi. Intanto Paride, grandi complimenti, perché un artista che conosco da tanto, lo stimo professionalmente, ma abbiamo condiviso tantissimi anni fa tante esperienze artistiche. Mi ricordavo con la chitarra. Sì. No, ritornerà, tanto la musica alla fine è una compagna e poi la musica è bella, e quindi complimenti a Paride perché è tutto meritato, è un orgoglio, lui è un rappresentante di Io Compro Siciliano, del significato proprio. Io vi ringrazio, ma al di là dell'aspetto prettamente personale, del quale sono veramente felice, però penso che in qualche modo quello che mi è accaduto e che ci sta è un segno molto forte della nostra terra siciliana. Io posso assicurare che, per esempio, tutti gli attori con i americani sono Santana la star, ma ci sono tantissimi altri attori che hanno vinto Oscar, eccetera, che ho invitato perfettamente nella mia campagna. Mi hanno assicurato che terremo con te, e noi... c'è un clima molto bello, e posso assicurare senza tema di smentita che veramente il sogno americano esiste. Il cinema qui a Los Angeles è veramente la patria mondiale della cinematografia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è veramente così, perché qui, rispetto, come tu hai detto, cioè io che Lucia abbiamo lavorato in tanti film, ma quello che qui in questi mesi, io già sono dal 20 marzo, è veramente fantascienza per l'Italia. Allora, quello che mi dico, quando la troupe verrà, o come quando verranno tutte le produzioni nazionali e nazionali, io da siciliano vorrei non mortificare. No, speriamo di no. Ogni volta c'è una culturale, perché noi in Sicilia facciamo veramente tantissime cose belle, però dobbiamo credere di più. Noi abbiamo una forma di complesso delle quali dobbiamo È vero. Io lo dico sempre, Vincenzo, dobbiamo essere consapevoli. Sì. È uscito sui giornali, c'è stata qualche fuga di notizie. La settimana prossima incontriamo alcuni della produzione di Indiana Jones che vogliono girare a Segesta. E questa è una notizia, va nella direzione di quello che diceva Paride. Hollywood scopre la Sicilia perché si rende conto che noi, lo diciamo da sempre, siamo un set naturale. È vero. Ma ci dobbiamo credere. Ti vedo pensieroso, Minutella, perché? No, ascoltavo Paride, peraltro lo saluto. La mia prima volta negli Stati Uniti d'America è stata con lui, ha fatto da papà. Siamo andati, eravamo io, Analfino, Benassai e poi dopo siamo ritornati insieme, ma io la mia prima volta negli Stati Uniti d'America è stato con Paride. Eravamo a Chicago in quell'occasione. Dovevamo andare a Chicago, credo, se non ricordo No, male. Eravamo a Chicago e mi fece lui da papà. Io mi ricordo che mi accudiva lui, mi spiegava che voleva fare un passaporto, io non c'erei dove mi piddeva sicuro. No, vabbè, io sono stato già prima di adesso altre 10 volte in America, ho avuto la fortuna di citare a Broadway nel 99, nel teatro dove si fa, però sempre attivamente il teatro. Questa è la prima volta che, diciamo, è il sogno, quello che sta accadendo veramente a tutti gli attori nostri, e poi gli possa accadere di vivere un'esperienza così bella. Paride, non sia difficile. Paride, te lo meriti. Siamo molto male, noi siciliani siamo veramente... Senti, allora, questo collegamento ci tenevo molto, grazie, ti faccio un grande in bocca al lupo, sai quanto
veramente, umanamente noi ci vogliamo bene, abbiamo avuto anche momenti di confidenze e ti voglio bene e ti auguro tutto il bene del mondo e stai entrando in un circuito che è quello dei grandi attori mondiali, la serie è straordinaria, speriamo, in bocca al lupo e bravo Davide! Bravo Davide! E allora, dietro le quinte c'è Chiara Minaldi. Chiara, adesso dobbiamo lasciare il posto a Chiara Minaldi. Eccola qua, jingle per Chiara Minaldi. Vieni Chiara, vieni. Allora facciamo, questi me li dai a me e il passaggio del testimone lo fai col maestro. Vada, intanto il camera biondo. Allora, intanto possiamo inquadrare questi 2 CD perché dobbiamo sostenere la musica. Dove guardo? Va là? Ci pensa lei? Allora, Chiara, intanto benvenuta. Grazie. Ecco, vogliamo promuovere la musica siciliana. Ecco qua che arriva. Ecco, questo qua lo conosco. No. Questo lo conosco. Quello conosci, questo conosco. Intimate. Sì. È bellissimo. Intimate. E poi le parole hanno un'anima. Dobbiamo... Vuoi dire qualcosa? Voglio dire che sono i miei figli, sono le mie creature. Lo possiamo comprare? Sono Scaricare miei... su iTunes, sì, su Spotify? Assolutamente sì, sono i miei 2 lavori discografici, ne sono molto fiera. Che mi fai sentire? Io ti faccio sentire un po' di cose. Vabbè, finiamo stasera. Finiamo stasera, sì. Faccio signori, un medley tra i 2 un medley di Chiara Minaldi a Sicily On Air, quindi tutto live, tutto dal vivo, quindi se luci, perché luci, atmosfera, eccolo qua, Chiara Minaldi. Ho vissuto solo in me, non so che effetto fa camminare dentro le tue scarpe, dentro i giorni tuoi, correre come fai tu, verso i sogni che ti danno vita. Non esiste al mondo niente di più vero di un dolore da dimenticare. Non esiste al mondo niente di più vero di un amore in bilico. E non serve aver paura di volare tra milioni di domande e desideri. E non serve aver creduto di sbagliare. È davanti quello che ha davanti te. Lascia tutti perché chi vuole verrà. Lascia tutti perché guarda dentro di te, nessuno è altrove. Lascia tutti perché chi vuole verrà. Lascia tutti perché chiama i sogni per nome. Chissà chi è che non ti chiama, che non ti aspetta giù, che non ti capirà quando gli parlerai. Vite possibili, sfiorate ma non esistite mai. Strade possibili che non abbiamo camminato mai. Scelte non fatte, l'estate non è finita però passerà tra un po', col cielo che sta diventando blu, manchi ancora tu. Le onde allungano i segni ma non sfiorano mai i sogni. Mi imprigioni e lo sai,
I never thought you'd ever leave me, though my love life could not deceive me. The rain still falls, new season calls. The touch of a sorrow takes me in its arms. Whisper tells me I cannot be hard. Ice crystals melting beneath the sun, telling you that one more days will come, will come. I try to get over you now that you're away, away, away. Try to go by myself. I try just to get my feet back down on the ground. Call down, and no more tears, no more phone. I can hardly make the big gap that you've left. I keep the fate, I keep the fate in myself. That's all I know, that's all I ever to do. I keep the fate, I keep the fate in myself. That's all I know, that's all I ever to do. Che eleganza, grazie a Chiara Minaldi, grazie mille, Grazie a voi. Jingle perché dobbiamo sostituire i pianisti, jingle perché dobbiamo sostituire i pianisti, jingle perché dobbiamo Senti, c'è sto programma di pasticceria che stai facendo su Tele One. Yes. Seguito, bella produzione. Una mega produzione, veramente. In 17 anni che lavoro all'interno delle TV regionali non avevo mai visto una produzione del genere. Innanzitutto è girato all'interno dell'Accademia MAG, che è la prestigiosa accademia Master Academy Galvagno di Elenca. Sì. E abbiamo dei concorrenti che sono 8 amanti della Abbiamo pasticceria. una clip? Io chiamo clip perché... La clip, ci sono gli insert. Sì. E, questi amanti della pasticceria vengono da tutta Italia, non solo siciliani, c'è anche una napoletana e un romano, di tutte le età, una signora di 71 anni che era nella terza puntata, che sta andando in onda, anche stasera in replica, fino a ragazzi di 18 anni. No, i giudici sono temibili, cattivissimi e precisi, sono 3 grandi pastry chef, Santi Palazzolo, il maestro Pupillo e Giovanni Catalano. Quindi sono pastry chef conosciuti sia in Sicilia anche fuori Belle dalla immagini, Sicilia. una bella produzione. Si vede un corposo staff tecnico, 5 cameraman, un fonico, l'autore e regista del programma è Roberto Marcoddo, è il nostro TV director. Qua vediamo la napoletana e qua vedete le sfide. Hanno realizzato 14 dolci in 7 puntate. E nelle prime 4 puntate si sfidano sul cavallo di battaglia, quindi su quello che sono più bravi a preparare. Poi chi passa alla semifinale si sfida sulla rivisitazione del dolce tipico siciliano e abbiamo avuto delle rivisitazioni molto particolari. Vedrete una rivisitazione di cassata a scacchi, la rivisitazione Mi vuoi svelare tutto oggi? granita. Dimmi quando lo posso vedere. Si può vedere in prima battuta il sabato alle 15 su Tele One, in replica la domenica alle 10.45 alle 21.15 e poi sulle nostre piattaforme social che sono Facebook, dove abbiamo più di 100.000 iscritti, Instagram, Swissking TV e YouTube, dove grazie. Hai impegni dopo? C'è il coprifuoco, i ristoranti sono chiusi, volevo portare a cena, no, per una cena tra colleghi. Tra colleghi, cioè tutte cose professionali, noi assolutamente. C'ho riunioni, briefing, eccetera. La cassata siciliana
Allora, ritorno a Andreucci. Allora, che fa? Dietro siamo tutti qua. Vittorio, c'è un clip che ancora voglio vedere di Minutella, perché ci tenevo. Me la mandi? È con l'audio, vero? Qua, Ficarra e Picone. Ciao, grazie per essere qua, ragazzi. Che regalo straordinario alla prima puntata di Casa Minutella. Questa è proprio la prima? La primissima. Che si poteva partire dalla seconda, invece potevamo partire perché è un dalla ragazzo seconda. ordinato. Un ragazzo ordinato. È un ragazzo Mi piace la scenografia. ordinato. Molto bella, complimenti. La verità, Miccia, mi dovete dire No, complimenti, bello. Ti rispecchia, diciamo, una scenografia. E allora, è un ragazzo ordinato. Io ho scelto questa clip perché Salvo e Valentino sono un po' i due angeli custodi di Minutella, perché anche in molti eventi, mi ricordo un evento bellissimo alla Renzo Barbera, la mega partita tra la Real Atletico Salvuccio e Real Valentino. Insomma, e poi soprattutto Casa Minutella, che adesso è giunta alla edizione numero... Allora, ufficialmente 16 di TV, più 4 di radio che facevamo insieme, e quindi adesso sono 20 anni tra radio e TV. Ti manca quel tipo di salotto, visto che tra le critiche costruttive, positive, c'è ovviamente un Minutella diverso in quel salotto lì, in quell'appartamento che poi era, rispetto all'edizione di quest'anno prodotta a Blog Sicilia e Video Regione. Insomma. Devo dire con grande onestà, quella ha fatto il suo tempo, nel tempo in cui potevo farlo. Io ho avuto la benedizione dal cielo di incontrare Biagio Semilia, il professore Messina, che durante il periodo di lockdown mi hanno istradato a tutta una serie di attività legate al PC, ai collegamenti. Io manco sapevo che alla mia casa mi poteva collegare con Benassai, per dire, a New York, no? E sono due format completamente diversi. Oggi io ho a disposizione la tecnologia, una redazione intera di persone che lavora con me. Va in onda il martedì. Bravo. E il giovedì, mamma, le so tutte in diretta su Blog Sicilia e Video Regione, e poi la sera alle 18 su Radio Fantastica. Non lo perdete, perché insomma è un format di grande successo. Grazie, però lasciami dire che io sono solo la parte finale, no? Perché poi dietro c'è... Siamo diciamo tutti così, però insomma, tu sei autore della tua trasmissione. Beh, io sì, insomma, la penso insieme a Biagio e a tutti gli altri, però c'è un sacco di gente dietro che ci lavora, e io mi ritengo fortunato, perché comunque in un periodo del genere riuscire a fare produzioni come stai facendo tu insieme ai tuoi produttori è una bella cosa. Volevo dire una cosa, dilla. Una cosa seria, Massimo, nel senso, perché mentre io vi parlo, io non sto seguendo la diretta di quello che avviene nel mondo in questo momento, però arrivo a fare questo live qua quando comunque da una parte combattiamo con la pandemia, dall'altra vediamo che da 3 giorni in Israele, Striscia di Gaza, sta succedendo l'inferno. Cioè, queste cose a noi colpiscono, ne parliamo di Sicilia, cosa internazionale, però vedere palazzi che crollano, Hamas che tira missili, la contraerea israeliana, è un momento molto difficile. So che Davide, per noi che vogliamo anche andare all'estero, nel Mediterraneo sta succedendo qualcosa veramente di drammatico, ma mi viene da pensare rispetto verso, cioè abbiamo il Covid, abbiamo vissuto un problema, una guerra senza precedenti, ci siamo ancora dentro, insomma tanti precedenti sono nati, da oggi tante cose saranno diverse, e poi succede questo, al di là di come, quando. No, questa sera sono solidale con... sia con i palestinesi, ma infatti lo dico soltanto come messaggio, dispiace il rispetto della vita in generale, purtroppo sono cose che non si possono sentire e neanche vedere. E allora è la solidarietà nostra, come anche talk show, anche se frizzante, libero, però tutto quello che succede in questo momento lo abbiamo fatto con la pandemia, lo facciamo anche con i popoli in questo momento interessati. Amico, stammi vicino. Ringrazio per questa puntata lui, Massimo Minutella. Grazie. Massimo, eccolo. Grazie occhiali, questi sono gli occhiali di Jennifer Lopez. I padroni di Io Compro Siciliano, Davide Morici, Giorgiani. Grazie. L'assessore regionale alla cultura Alberto Samorà. Grazie. Massima Costanza. Costanza. Me le fatti mettere. Alessandra Costanza. Costanza di Quattro, la nostra J-Lo. Sua Maestà, come dice, stasera siamo quasi al sequestro di persone.
ragazzi, lo so, Sua Maestà Marcello Mandriucci. Grazie alla regia. Vado, eccomi qua, metto centrale, sono qua, scusate. Torneremo, qualora lo vogliate, giovedì prossimo con Sicily On Air. Buonanotte, sigla. Grazie. Vincenzo Canzone! Bravo! Grande!